Bentrovati, nono appuntamento con Mezz'ora a mezzogiorno, il nostro rotocalco di approfondimento che ci permette di conoscere meglio un ospite col quale dialogare di problematiche che interessano la collettività. E oggi c'è tanto di cui discutere relativamente ad argomenti che stanno sulla pelle dei siciliani. Per questo diamo il benvenuto all'onorevole Andrea Messina, assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione siciliana. Benvenuto. Grazie, buona serata a tutti, buona giornata. Sessantenne da appena 4 giorni, Andrea Messina è laureato in lingue straniere, è stato sindaco di San Giovanni La Punta, comune del Catanese, per 10 anni, è stato eletto all'Assemblea regionale siciliana tra le fila della Democrazia Cristiana Nuova raccogliendo 3.691 voti e dal 15 novembre di 2 anni addietro è appunto assessore del governo di Renato Schifani. Assessore, io inizierei parlando subito di un provvedimento a sua firma di qualche giorno addietro che dà ossigeno a tantissimi territori siciliani, 37 milioni di euro che sono stati stanziati per supportare i comuni dell'isola in difficoltà finanziaria. L'obiettivo ovviamente è favorire la fuoriuscita dal dissesto garantendo al contempo servizi essenziali e la gestione ordinaria. Sì, non v'è dubbio che abbiamo dato attuazione a quella che è stata una norma recente dell'Assemblea regionale che ha voluto destinare questi 37 milioni di euro ai comuni siciliani che si trovano in questo momento in uno stato di sofferenza, cioè dire i comuni che sono stati in dissesto, che si trovano in riequilibrio, che sono con il piano di rientro. Chiaramente comprendendo quali sono oggi le difficoltà di tutti gli enti locali, anche quelli ordinari che hanno oggettive difficoltà ed esigenze di dover dare servizi anche essenziali alla cittadinanza, ci si è resi conto che chiaramente i comuni in dissesto si trovano ancora più in difficoltà perché chiaramente non possono dare servizi oltre quelli che siano obbligatori per legge. E quindi per la prima volta la Regione Sicilia ha voluto approvare questa norma che dà la possibilità di questo contributo straordinario a questi comuni. Stiamo lavorando, dico la verità, anche per ripetere un intervento più o meno similare anche nel bilancio 2025, dando la possibilità chiaramente a tutti questi enti di riuscire a dare un respiro di sollievo e cominciare a dare alla cittadinanza anche quei servizi che magari nei comuni ordinari si riescono a svolgere in maniera più serena. Il suo operato, ma devo dire anche quello dei suoi colleghi della Giunta Schifani, si sta caratterizzando pure per i trasferimenti certi e puntuali, perché parliamo ovviamente delle finanze agli enti comunali, perché è dei primi giorni del mese di novembre il trasferimento della quarta trimestralità dei fondi regionali per le spese correnti del 2024 dei comuni, pari a 76,8 milioni di euro, no? Sì, non v'è dubbio che anche questo è un intervento speciale e particolare perché conoscendo anche le difficoltà di liquidità che purtroppo i comuni hanno, che praticamente a volte non riescono neanche a pagare gli stipendi o a pagare i fornitori, essendo che la Regione ogni anno trasferisce attraverso il Fondo delle Autonomie Locali il trasferimento ordinario a tutti gli enti locali della Sicilia, già da 2 anni si è inserito in finanziaria questa norma che dà la possibilità di elargire innanzitutto tutte e 4 rate all'interno del medesimo esercizio, mentre prima venivano erogate 3 rate e poi la quarta rata veniva erogata a saldo nell'anno successivo. E mentre invece da quest'anno siamo riusciti anche ad erogare tutte e 4 rate e soprattutto siamo riusciti a farlo entro il 31 di ottobre e così sarà per ogni anno, ovviamente dando la possibilità ai comuni di dotarsi di quella liquidità indispensabile per pagare prima di tutto gli stipendi ma anche chiaramente i fornitori che in assenza di pagamento sappiamo bene spesse volte generano poi chiaramente ritardi che producono anche a volte scioperi, interruzione di servizi e così via.
Un altro trasferimento di fondi per circa 1.600.000 euro risale a poco più di 2 mesi addietro, quando lei, insieme all'assessore all'economia Alessandro Dagnino, ha firmato il decreto che riconosce premialità agli enti locali che si sono maggiormente spesi nel settore turistico. Sì, non v'è dubbio che ci sono tutta una serie di interventi che sono inseriti nella legge finanziaria che riguardano ovviamente anche contributi a quelli che sono i comuni virtuosi, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista anche quei comuni che hanno le difficoltà di fare fronte all'immigrazione, sia i comuni chiaramente che sono più virtuosi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, cioè dire che riescono a raggiungere una quota differenziata oltre una certa percentuale. E non ultimo, diciamo la verità, anche abbiamo distribuito quasi 3 milioni di euro a tutti i comuni, soprattutto questi della zona etnea, che erano stati colpiti dal fenomeno della caduta della sabbia vulcanica. Anche questo un intervento ultimo e chiaramente di emergenza per dare la possibilità a tutti i comuni che purtroppo fino a qualche settimana fa non riuscivano a spazzare la sabbia dalle strade, chiaramente sia con rischi per la cittadinanza ma soprattutto anche con i disagi in caso di pioggia, diciamo dei tombini che venivano otturati e che quindi anche ulteriore pericolo e rischi per la cittadinanza. Assessore, abbiamo fin qui parlato di interventi e di azioni positive, non tutto però è rosa e fiori, perché lei per esempio l'estate scorsa è stato costretto dall'obbligo del suo ruolo a dare una tiratina d'orecchie a quelle amministrazioni, a quegli amministratori che non avevano ancora approvato i bilanci consuntivi comunali, e così a sua firma è stato emesso, ricordiamo, il decreto di commissariamento di taluni enti al fine proprio di garantire regolarità contabile e trasparenza nei confronti dei cittadini. Certamente, anche questo, diciamo la verità, è un obbligo che facciamo a malincuore, ma che sicuramente è giusto e corretto nel rispetto delle norme. Soprattutto è giusto vigilare e controllare tutti i comuni, questo è ovviamente il mio primo dovere della mia delega assessoriale, e chiaramente sappiamo bene che quando i comuni non approvano i bilanci o il consuntivo, ovvero il rendiconto, oppure il preventivo, chiaramente questo significa poi una cattiva gestione dei servizi o l'impossibilità di poter fornire servizi alla cittadinanza. Quindi è vero che se da un lato diamo una mano ai comuni cercando di trasferire le risorse per tempo, cercando di dare qualche contributo straordinario a quei comuni che si trovano in sofferenza, come dicevamo poco fa, però è anche giusto che poi dobbiamo anche pretendere, perché lo prevedono le norme ed è giusto anche nel rispetto della cittadinanza, che i comuni si devono dare anche una mossa, devono approvare i bilanci entro i termini previsti dalla legge, perché solo così riusciranno a dare opere e servizi alla cittadinanza, e parliamo anche dei servizi essenziali, quali possono essere lo scuolabus, la mensa scolastica, la manutenzione delle strade, la manutenzione delle scuole. Quindi è chiaro che un comune che funziona, un comune che amministra in maniera corretta e trasparente deve approvare i bilanci entro i termini previsti dalle norme. Noi abbiamo questo ingrato compito, io personalmente, di dover vigilare e controllare tutti i comuni che purtroppo poi si trovano in ritardo, e quando il comune non riesce con le proprie capacità organizzative a ottemperare a questi ritardi, chiaramente interveniamo noi con una nomina di un commissario ad acta, e il commissario si reca presso il comune e spesse volte si sostituisce agli organi amministrativi, giunta o consiglio comunale, e provvede all'approvazione dei bilanci in maniera sostitutiva. Attualmente la situazione com'è dei commissariamenti? E purtroppo ancora ce ne sono tantissimi, quindi dico, questo l'abbiamo fatto, sappiamo bene, da quest'anno la scadenza del preventivo era il 15 marzo, il consuntivo era il 30 aprile, noi abbiamo fatto una prima diffida, poi abbiamo aspettato qualche mesetto e dentro settembre abbiamo commissariato tutti gli enti che erano ancora in ritardo. Tanti nel frattempo si sono adoperati e hanno approvato, tanti sono stati approvati dai commissari, altri ancora, diciamo la verità, sono in itinere, perché chiaramente non dimentichiamo che il bilancio, che è un documento contabile essenziale per la vita del comune, deve essere comunque elaborato dagli uffici del comune, deve essere poi controllato dai revisori dei conti del comune, e solo quando c'è un documento depositato gli organi amministrativi, ovvero la giunta del consiglio comunale o il commissario, quando questi vengono sostituiti, può procedere all'approvazione.
Onorevole, dicevamo lei è assessore alle autonomie locali, quindi chi meglio di lei può fornirci un chiarimento e ovviamente la sua posizione personale relativamente alla tanto discussa autonomia differenziata che è stata ultimamente terreno di scontro tra le forze politiche, oltre che argomento attenzionato dalla Corte Costituzionale. Ricordiamo infatti che in attesa del deposito della sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di incostituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie, la famosa 86 del 24, considerando invece però illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. In sostanza ha posto parzialmente dei paletti. Quali? Allora, ha posto dei paletti chiaramente che obbliga lo Stato a modificare quello che è il testo originario. Io innanzitutto voglio dire che l'autonomia differenziata non interessa solamente i comuni, gli enti locali e le province, ma io sono convinto, così come tutti, che interessa tutta la cittadinanza, perché chiaramente quando poi una regione non riesce ad avere le risorse o le risorse sufficienti o durante il percorso di questa riforma magari si rischia di avere un minor gettito di quelli che sono i trasferimenti ordinari, chiaramente poi significa una minore capacità per quella regione di poter dare servizi alla propria cittadinanza. Certo. E quindi non v'è dubbio che da quel punto di vista è un problema che riguarda la cittadinanza. Non solo questo. Chiaramente l'autonomia differenziata può prevedere, così come nel principio originario della norma, che ogni regione si organizza anche su temi che sono di interesse generale, come può essere la salute, come può essere l'istruzione. Si organizza in maniera differente da una regione a un'altra e quindi anche questo ovviamente crea, oltre che chiaramente disuguaglianze e disparità, ma crea sicuramente anche confusione e anche una diversa, azione di trattamento nei confronti delle varie cittadinanze. Può prevedere che lo Stato si può accordare nella regione Lombardia che l'istruzione viene gestita in un modo, nella regione Emilia-Romagna viene gestita in un altro modo. Ma c'è a suo avviso questo rischio di aumentare il gap differenziale tra il nord e il sud? Allora, siccome nella norma e soprattutto lo Stato fa riferimento a quella che è la spesa storica, no? Cioè dire, l'autonomia differenziata alla fine genera deve garantire i livelli la essenziali. condizione che chiaramente si devono garantire i livelli essenziali e quindi garantire la spesa storica dei trasferimenti che lo Stato fa alle regioni. È chiaro che se oggi, ad esempio, facciamo un esempio molto pratico per anche i nostri telespettatori, è chiaro se oggi in base al livello dei servizi in regione Lombardia si trasferisce 100 e in regione ad esempio Calabria si trasferisce 50, se lo Stato poi deve continuare per il futuro a garantire la spesa storica, è chiaro che in Lombardia si trasferiranno sempre 100 e in Calabria sempre 50. Quindi questa saranno distanza non si potrà mai colmare. No? Certo. E quindi non v'è dubbio che infatti la Corte Costituzionale è intervenuta anche e soprattutto per le parti procedurali, laddove poi è previsto che gli accordi chiaramente li fa il governo e non li fa solamente il Parlamento. No? E anche qui noi non dobbiamo dimenticare che poi una norma resterà per tutta la vita e quindi non è che si parla del governo di oggi o del Parlamento di oggi, ma si parla chiaramente degli organi dello Stato che poi sono deputati a firmare e a sottoscrivere e a condividere questi accordi fra Stato e Regioni. Chiaramente non può essere, a nostro avviso, ma lo dice chiaramente anche la Corte Costituzionale, demandato a un organo di governo che sappiamo chiaramente che ha l'obbligo, l'interesse, il dovere, il diritto di portare a termine un programma di governo, ma che spesse volte magari si trova in una posizione politica magari differente rispetto all'indirizzo delle regioni. Quindi non v'è dubbio che bisogna trovare delle soluzioni di maggiore garanzia e di maggiore trasparenza. Ma molto in sintesi, lei auspica che si concretizzi questa autonomia Allora, io differenziata? auspico che una autonomia può essere utile, quella che io ho sempre detto, anziché un'autonomia differenziata, cerchiamo di dare un'autonomia lineare, cioè dire se decidiamo che dobbiamo dare alle regioni una maggiore autonomia, che ne so, per la scuola o per la sanità, diamo la stessa autonomia a tutte le regioni in maniera paritaria, quindi non un'autonomia differenziata, in Lombardia in un modo, in Liguria in un altro modo, in Lazio in un altro modo ancora, perché questo può creare sicuramente disuguaglianze e disparità. Una autonomia invece più lineare probabilmente potrebbe essere ammissibile e potrebbe essere anche accettata dalle popolazioni.
Veniamo ad un altro annoso problema. Talvolta succede che alle persone si riconoscano alcuni meriti solo a morte avvenuta. E mi pare che è quello che è un po' successo con le province regionali. Nel 2013 vengono abolite e in questi 11 anni ci si rende conto sempre più di quanto invece indispensabile fosse il ruolo di questi enti intermedi, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione di strade, edifici scolastici superiori, sorveglianza. Che si fa? Che si fa? L'indirizzo dell'attuale governo regionale è quello di tornare al più presto possibile al voto di primo livello, cioè dire il voto a suffragio universale in cui saranno i cittadini a scegliersi la propria classe amministrativa e ad andare a votare. Perché attualmente ricordiamo che invece è prevista una votazione di secondo livello, cioè dovrebbero andare a votare per gli organi delle nuove nascenti province regionali solo i sindaci e i consiglieri comunali di quei comuni interessati per quella provincia. Sì, perfetto. In questo momento, secondo il dettato della legge Del Rio, così come nel resto d'Italia, si vota solamente di secondo livello, cioè dire gli organismi delle province vengono eletti dagli amministratori locali, ovvero dai consiglieri comunali e dai sindaci. Chiaramente questo è stato fatto a suo tempo per evitare chiaramente di affrontare nuovi costi, perché chiaramente erano tutti in maniera gratuita, però ricordiamo che purtroppo in Sicilia da oltre 12 anni non si è mai votato. C'è stata sempre la legge, la Regione ha sempre rinviato per l'ennesima volta, fino a qualche mese fa ha sempre rinviato le elezioni, non le ha volute mai fare, col risultato conseguenziale che tutti gli enti sono stati commissariati. Ricordiamo, i commissari hanno riguardato prevalentemente le 6 province della Sicilia occidentale, mentre sappiamo bene che le città metropolitane di Palermo, Messina e Catania sono state amministrate dal sindaco della città capoluogo, perché hanno ovviamente la caratteristica di città metropolitana. Ecco, anche questo però è un motivo di discussione, perché si dice a questo punto che, per esempio, su Catania i 58 comuni vengono amministrati da un sindaco del capoluogo e quindi gli altri comuni non hanno la stessa rappresentanza. Anche questo, diciamo la verità, è stato anche parzialmente censurato dalla Corte Costituzionale, perché chiaramente il sindaco della città di Catania viene eletto dai cittadini del comune di Catania, mentre poi la provincia è rappresentata da 58 comuni e ci sono altri 57 comuni che chiaramente non hanno eletto non si sentono il sindaco rappresentati allo e stesso quindi non modo. si sentono rappresentati, oltre chiaramente a un evidente conflitto di interesse, perché non v'è dubbio che il sindaco del comune di Catania probabilmente avrà interesse a trattare le problematiche del territorio, dei servizi o delle strutture del comune di Catania in maniera diversa rispetto alle altre 57. Magari poi nella realtà non avviene così quando c'è un amministratore oculato, trasparente e imparziale, però chiaramente in senso lato, in teoria, il conflitto di interesse può generarsi e quindi è molto vivo. Ma anche a livello di impegno, cioè fisicamente anche a livello di impegno, sappiamo bene che il sindaco di una grande città, comuni, così come il sindaco di Catania o il sindaco di Palermo, che già ha difficoltà a poter gestirsi la giornata e portare avanti tutte le attività amministrative del comune di Catania o del comune di Palermo, tanto per fare un esempio, ovviamente non può avere la stessa attenzione e lo stesso tempo da dedicare a una città metropolitana che rappresenta le esigenze dei 58 comuni. Quindi non v'è dubbio che è una soluzione temporanea che non può durare a lungo. Dico la verità, il programma di governo nazionale e regionale prevede, se le cose vanno in porto, che avvenga più presto una modifica alla legge Del Rio. Pare che forse il governo lo voglia fare anche nell'attuale finanziaria, parlo del governo nazionale. Questo darebbe la possibilità, con una piccola modifica alla Del Rio, di approvare in Sicilia una nuova legge per l'elezione diretta e che, se tutto va in porto, diciamo la verità, probabilmente nella prossima primavera, maggio-giugno, si potrebbe anche tornare a votare di primo livello. Diversamente, scusi se la interrompo, diversamente nel mese di aprile bisognerà obbligatoriamente, questa volta non si potrà più rinviare per 1000 ragioni, bisognerà votare obbligatoriamente di secondo livello. Due sottolineature: ricordiamo che si doveva andare alle urne il 15 dicembre e c'è stato appunto questo rinvio che fa slittare queste
elezioni non più prorogabili, come diceva lei, ad aprile del 2025, e che poi quello di cui parlavamo, la legge del Rio, è la 56 del 2014, Perfetto. quella che ha abolito le province regionali e che in qualche modo si sta mettendo appunto di traverso a questa rinascita, no? Sì, dico la verità, e dalle notizie che apprendiamo il Parlamento nazionale pare voglia fare una piccola modifica, soprattutto o forse specificamente per le regioni a statuto speciale, modificando il testo del Rio, dando la possibilità di poter di nuovo tornare alle urne. Se questo avvenisse nella prossima imminente legge finanziaria, noi abbiamo la possibilità nei mesi successivi, tra gennaio e febbraio, di poter tornare in assemblea regionale, approvare la legge nostra di primo livello, che poi verosimilmente può chiaramente essere più o meno similare a quella che c'era diciamo, precedentemente, e quindi potremmo anche nella prossima primavera tornare alle urne. Voi addirittura come governo mi pare che auspicate la possibilità di ampliare le competenze delle eventuali nasciture province, estendendo responsabilità in settori come per esempio i rifiuti, l'approvvigionamento idrico, cioè quei settori in cui gli ATO non è che abbiano brillato tanto in questi anni. Allora, diciamo la verità, ci sono alcuni servizi oggi che non gestiscono da soli né i comuni e neanche le regioni. Parlo dei servizi che oggi vengono gestiti in maniera più o meno consortile, come può essere la gestione dei rifiuti. Sappiamo che c'è una SRR, la società di regolamentazione dei rifiuti, che è composta da un certo numero di comuni, o così come la gestione dell'acqua, che oggi viene gestita da un ATI idrico, che è anche quello una società, diciamo, di quasi un consorzio di comuni. Allora non v'è dubbio che se c'è l'esigenza di gestire questi servizi non a livello comunale, ma chiaramente a un livello sovracomunale, perché magari così vi è una scala economica differente, si può anche raggiungere una economia e un risparmio di costi, non v'è dubbio che quell'ente che sta a metà strada fra i comuni e la regione è sicuramente la provincia, che domani dovrà occuparsi anche di questi servizi. Abbiamo parlato fin qui del suo ruolo da assessore, vorrei un attimo parlare anche del suo ruolo all'interno del partito, perché voi come Democrazia Cristiana volete tornare per certi versi ad una reintroduzione di aiuti agli indigenti, non proprio il reddito di cittadinanza, ma il reddito di povertà. Ecco, dal vostro punto di vista non si tratta solo di un cambiamento di nome, ma di differenze sostanziali. Quali? Allora, innanzitutto dico, tutto parte chiaramente dal nostro programma anche politico del nostro partito. L'interesse e l'esigenza è quella di stare sempre più vicini a quelle che sono le esigenze anche delle fasce deboli della popolazione. Non dimentichiamo che ultimamente ci siamo battuti per rifinanziare il reddito di libertà, che è quel reddito che dà la possibilità alle donne colpite da femminicidio o ai figli di queste donne di poter avere un piccolo reddito per potersi affrancare dalla famiglia in cui magari ha subito violenza. Parliamo di un altro intervento che stiamo portando in finanziaria. Ne voglio parlare dopo, quello universitario. Ne parliamo dopo. E questo che invece del reddito di povertà non è altro che un sostegno economico straordinario che si vuole dare a tante famiglie che purtroppo non riescono ad arrivare alla fine del mese e che hanno forti difficoltà. Quindi non v'è dubbio che per poterle aiutare il primo intervento è quello economico, per cercare di metterle nelle condizioni quantomeno paritarie da un punto di vista di alloggio, da un punto di vista di vitto, da un punto di vista anche di garanzie delle coperture sanitarie, di metterle nelle condizioni di vivere una vita più serena e una vita più normale. Quindi non v'è dubbio che pensare a queste classi, secondo me, è un'esigenza e un dovere non solo del nostro partito, ma sicuramente da tutto il Parlamento regionale. Ma il reddito di cittadinanza allora cosa aveva di sbagliato? Ma il reddito di cittadinanza quasi quasi, diciamoci la verità, sostituiva il lavoro. Io conoscevo tante persone che magari avevano la possibilità di trovarsi un lavoro, ragazzi giovani che decidevano che anziché andare a lavorare stavano a casa per percepire il reddito di cittadinanza e poi, la stessa somma di quella che avrebbero preso lavorando. E poi magari facevano qualche lavoretto in nero anche con qualche piccola evasione, quindi è l'impostazione che è sbagliata. Il reddito di povertà invece fa una fotografia solamente di quelle famiglie o di quelle classi deboli che hanno difficoltà chiaramente a percepire un reddito, ad avere un reddito minimo vitale, e che gli dà quel piccolo sostegno per superare e uscire da quel momento di difficoltà.
Stava per accennarlo lei poc'anzi, c'è un altro mondo che voi vorreste attenzionare ed è quello dell'università, introducendo il prestito agli studenti universitari, cioè un prestito senza interessi di 10.000 euro l'anno per gli iscritti alle varie facoltà, i quali poi restituirebbero queste somme ottenute quando entreranno nel mondo del lavoro e quindi potranno in qualche modo togliere questo impegno che hanno preso. È così e soprattutto verrà realizzato? Brevissimo, sì, è così, non c'è dubbio. Verrà realizzato, noi l'abbiamo già proposto all'interno della Giunta di Governo ed è già all'interno della bozza della legge finanziaria che fra qualche giorno inizia l'iter in Assemblea regionale. E le misure sono esattamente così come lei annunciava, cioè dire un prestito di 10.000 euro l'anno per studenti bisognosi, chiaramente secondo anche un parametro di sé che poi questo si andrà ad affinare, chiaramente per le famiglie che ne hanno esigenze economiche, una famiglia benestante magari non ha bisogno di avere nessun tipo di prestito e quindi per questi studenti che magari diversamente, se le famiglie non se lo possono permettere, diversamente non potranno andare neanche all'università e quindi chiaramente anche con un grosso deficit professionale e di prospettiva per la vita del domani, chiaramente avranno la possibilità di avere 10.000 euro l'anno, come si diceva, per un massimo di 5 anni che poi restituiranno alla fine del percorso di studi quando inizieranno a lavorare. Ovviamente l'intervento della Regione è quello di azzerare gli eventuali interessi legali perché poi questo importo verrà restituito dai nuovi laureati, dai nuovi lavoratori senza interessi perché quella parte di interessi saranno a carico della Regione. Dico la verità, anche questa misura da noi proposta per cercare di dare anche la possibilità a tanti ragazzi, a tanti giovani siciliani che diversamente magari avrebbero difficoltà di poter frequentare un corso ordinario di studi, dico la verità, è stata anche largamente condivisa da tutto il Parlamento e contiamo serenamente di poterla approvare entro il mese di dicembre con la legge di bilancio. A che punto siete, giusto per chiudere, con la legge finanziaria? Sì, la legge finanziaria già l'abbiamo deliberata in giunta, sta facendo il proprio percorso all'interno delle commissioni e se tutto va bene settimana prossima inizia l'iter in Parlamento e contiamo prima di Natale, intorno al 20-21, di poterla approvare. Assessore, non è una domanda riferita al suo ruolo come assessore alle autonomie locali, ma è una domanda riferita all'uomo di governo, all'uomo che in qualche modo, insieme agli altri componenti della Giunta Schifani, deve anche indirizzare il futuro dei giovani. Cosa dire a quei giovani che vogliono continuare ad andare via dalla Sicilia perché non vedono prospettive? A quei giovani bisogna dire di restare in Sicilia, perché i giovani siciliani sono giovani virtuosi, sono giovani laboriosi, che sicuramente in Sicilia ci sono tante opportunità nel campo turistico, nel campo economico, nel campo sanitario. Ma bastano questi provvedimenti tampone che state mettendo in atto o serve molto di più? Sono dei provvedimenti che sicuramente stanno cercando di creare le condizioni per uno sviluppo sociale ed economico della nostra società siciliana e dare l'opportunità a tanti giovani di trovare in Sicilia quello che purtroppo oggi sono costretti ad andare a cercare altrove. Comprendiamo bene che non modifichiamo e non cambiamo la storia, la società dall'oggi al domani, ma secondo me è una giusta e opportuna premessa per poter mettere le basi e fare restare qui i giovani. D'altronde oggi stanno nascendo tante opportunità e tante, diciamo, capacità imprenditoriali che magari prima non c'erano. Non dimentichiamo anche le misure delle attività produttive che danno tanti incentivi a chi vuole creare, a chi vuole sviluppare impresa anche in Sicilia. Ci sono tanti incentivi, ci sono tante opportunità, la Sicilia offre tante risorse culturali, turistiche, ambientali, oggi per fortuna anche tecnologiche e quindi non v'è dubbio che se il giovane se la sente di investire o di iniziare un'attività professionale in Sicilia, il governo della regione ha l'obbligo di creare le condizioni per metterlo pronto a poter iniziare qui un percorso professionale, senza più pensare o avere l'esigenza di andarlo a trovare altrove. Poi se si fa per motivi di scelta è un altro conto, ma comunque noi abbiamo l'obbligo di creare le condizioni idonee a far restare da noi i nostri giovani. L'ultimo messaggio nel ruolo di assessore agli enti locali e ai suoi amministratori siciliani.
Ai nostri amministratori diciamo che devono essere sempre più efficienti, sempre più bravi progettisti, sempre più bravi amministratori e soprattutto, essendo che in questo momento ci sono a disposizione tante risorse economiche, soprattutto strutturali, quelle messe a disposizione dall'Unione Europea, dobbiamo dotarci all'interno di ogni amministrazione comunale e provinciale di quelle professionalità idonee che ci permettono di spendere questi soldi, perché ricordiamoci, questa opportunità possibilmente poi non l'avremo più nei prossimi decenni. Oggi abbiamo invece la possibilità di poter modificare e trasformare quello che è il nostro territorio utilizzando queste risorse, quindi sarebbe un sacrilegio non sfruttare questa preziosa occasione. Assessore, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi grazie. E buona giornata ai telespettatori. Grazie dunque all'assessore Andrea Messina, assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, e grazie ovviamente a chi ci ha seguito. Ci rivediamo per il prossimo appuntamento con Mezz'ora a mezzogiorno.